Tutto pronto per la settima e conclusiva dall'Arcoveggio di Bologna, premio Fiorenzo Magni. Sono in pista 10 cavalli anziani di categoria G, sulla distanza di 1660 metri. L'1 Zorador, Manuel Pistone, 2 Zappote Twister, Davide Nuti, 3 Power Treb, Maurizio Cheli, 4 Z Krill, Michele Racca, 5 Ziara dell'Est, Igor Guasti, 6 Usiku, Antonio Barbaro in seconda fila, 7 Ulisse LL, Emanuele Ossani, 8 Ursus TFT, Lorenzo Baldi, 9 Sissi Matley, Battista Congiu, 10 Ser GT, François Conigliaro. Favorito Zappote Twister con Davide Nuti, reduce da ottima prestazione a Padova, vedremo se oggi ripeterà. Si parte con la velocità da parte di Power Treb e di Z Krill, al largo anche Ziara dell'Est. Z Krill che scavalca Power Treb all'esterno, insiste Ziara dell'Est. Si imbocca la prima curva con Z Krill in vantaggio, Ziara dell'Est che insiste all'esterno. Sembra voler farsi il posto in seconda posizione alla corda. Antonio Velotti ci riesce, si mette secondo. Z Krill però intanto davanti la presa allegra, 14-1 i primi 200, ha preso Landa Z Krill che si mette a stiracchiare i primi 400 passati in pieno slancio, 28-8. Z Krill leader nei confronti di Ziara dell'Est, Power Treb, Zappote Twister, Zorador, ancora Ulisse LL, mentre ha sbagliato e si ritira Ursus TFT. Si passa davanti alle tribune con Z Krill che ha fatto 15,5 per la curva di sinistra, viene davanti alle tribune in vantaggio, 44,3 600, si muove dalle retrovie Sergiti, anticipato da Zorador, gli 800 passati dalla leader in 59,8, sembra volersi spostare dalla corda anche Zappote Twister, c'è il mezzo anticipo già pronto da parte di Ziara dell'Est e di Power Treb che alla fine decide di restare lì. La curva passata in 15,8 da Z Krill che è sempre in vantaggio nei confronti di Ziara dell'Est, poi Power Treb prova a risalire, ora Zappote Twister si mette in mezzo alla pista. Zorador che va in aggiramento su Zappote Twister, il quale non riesce a progredire e cerca di andare a caccia del battistrada. Z Krill che sta scappando da Ziara dell'Est che è rimasta lì e ha chiuso alla corda Power Treb, il quale sgabbia solo ora. Zorador in caccia di Z Krill che è ferma, 5, poi arriva Power Treb all'ultima curva con Z Krill in vantaggio. Zorador che prova ad arrivare, poi Power Treb che si mette in mezzo alla pista. Z Krill in vantaggio, Zorador che opta per l'open stretch, Power Treb a centropista, Power Treb che va su Z Krill, passa Power Treb che torna a vincere nei confronti di Zorador, mentre per il terzo sono molto vicini Ulisse LL e Z Krill. 1,15,5 il ragguaglio cronometrico, 37 la chiusa. Power Treb che ha rischiato di perderla rimanendo chiuso allo steccato. Lo speed vincente è quello inscenato dal figlio di Pine Chip, Maurizio Cheli alla guida, Vito Denunzio, Rino Ferri e Claudio Ferri. Il successo per Power Treb che vince netto nei confronti di Zorador. Per il terzo Ulisse LL che sul palo piega Z Krill che se l'è data a gambe per 1200 metri, poi ha tirato il freno a mano e può essere solo quarta. 4,34 la quota al totalizzatore per Power Treb e Maurizio Cheli che chiudono il pomeriggio dall'Arcoveggio di Bologna con un successo allo speed, con il ritorno al successo dopo tanto tempo, dopo tanto stop per Power Treb.